piani assoluti di salto ostacoli, evento clou della quinta edizione di Vivi il Vivaro, apprezzata kermesse del cavallo, scorre il Criterium Seniores. Si tratta di una novità che ricalca la formula del torneo tricolore: 3 giorni di gare, altrettante prove e classifica finale stilata in base alla somma delle penalità accumulate nei 3 eventi. Ieri la categoria di caccia, oggi quella a 2 manche. Stiamo seguendo la seconda. In campo Stefano Gallinaro in sella a Beauty Queen. Per il momento abbiamo salutato, applaudito 3 percorsi netti, 2 di Oleg Missikov in sella a Romanian Timonier, doppio percorso netto per il cavaliere di origine russa, romano a tutti gli effetti, molto apprezzata la sua doppia esibizione, non ha commesso neppure un errore agli ostacoli. Romanian Timonier. Altro netto quello di Vincenzo Chimirri in sella a Kiwi, che aveva concluso da leader la prima giornata di gare dopo la categoria di caccia. Chimirri entrerà in campo proprio al termine del percorso di Stefano Gallinaro, che stiamo seguendo in sella Beauty Queen, cavalla di origine tedesca. Il percorso, ideato dallo chef de piste Giuliano Vezzani, prevede 12 ostacoli per 15 salti, inserite 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. La velocità è di 375 metri al minuto, la lunghezza del percorso è di 600 metri, il tempo massimo di 96 secondi, il tempo limite di 192 secondi. Intanto 12 le penalità per Stefano Gallinaro, in fotocopia rispetto alla prima manche, un totale in giornata di 24 che, assommate alle 11:45 del primo giorno, danno un totale di 35:45. Ed ora il leader della classifica, Vincenzo Chimirri in sella a Kiwi. 0 dopo il primo giorno, nessun errore, nessuna penalità anche nella prima manche odierna, ed ora si presenta in veste di favorito a questa seconda manche. Poliziotto Chimirri, già una vasta esperienza per lui, che è calabrese, è nato il 7 dicembre del 73, figlio d'arte. A bersaglio anche in una prova del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Deve fare attenzione comunque all'assalto portato da Oleg Missikov con Romanian Timonier doppio netto. Il totale per Missikov è di 9,92. Ha dunque 2 ostacoli di vantaggio sull'avversario. Vi dicevo del percorso ideato da Giuliano Vezzani. Si parte con il muro 1,35, poi la triplice 1,35 per 1,60, un passaggio di sentiero 1,35 per 1,50, quindi il 4, un verticale di barriere 1,40 m, poi passaggio di sentiero 1,40 per 1,50, un altro largo 1,40 per 1,60, un verticale di barriere su cancello 1,40 m, poi la gabbia. L'elemento d'ingresso è 1,40 m, le barriere fiori, passaggio di sentiero in uscita 1,40 per 1,40. Intanto c'è il secondo percorso netto di Vincenzo Chimirri e di Kiwi, che si conferma leader. Resta a 0 questo binomio, dunque sempre salda la leadership di Chimirri e Kiwi, grandi favoriti anche alla vigilia di questo Criterium Seniores. Continuiamo la ricognizione del percorso. Parlavamo della gabbia, la luce fra i 2 elementi è di 10,50 metri, si va al numero 9 che è la Riviera, 3,70 metri da superare, poi il numero 10 Bambù 1,40 m per 1,60, l'11 la doppia gabbia, in entrata barriere su Arginello 1,40 per 1,40, poi 2 verticali di 1,40 m,
la luce fra il primo e il secondo elemento di 7,70 m, fra il secondo e il terzo di 11 metri, e si chiude con un Oxer 1,40 x 1,60. Vi ho detto, sono ammessi a gareggiare cavalieri con patente di secondo e terzo grado. I binomi devono aver ottenuto nella stagione almeno 3 netti in categoria C5, con ostacoli di altezza massima di 1,40 m. Una novità per questa edizione degli assoluti. Intanto in campo Filippo Milanesi su Ultra de Feugrères, 19,97 il primo giorno, un errore agli ostacoli, 4 penalità nella prima manche odierna. Milanesi è nato a Pavia nel 51. Monta insieme a Mario Verheiden allo Sporting Club di Cislago. Percorso netto per Ultra de Feugrères, totale. Non ci sono errori, un altro applaudito percorso netto per Filippo Milanesi. Carabiniere Stefano Brecciaroli, Stella Howland. Dunque sono 23,97 le sue penalità dopo 2 giorni di gara. Carta d'identità con del denaro dentro. E ora Stefano Brecciaroli con How Lonely, 19,88 il primo giorno, 8 penalità nella prima manche, 2 errori agli ostacoli. Alessia Maria Aldina. Vi dicevo del programma Carta d'identità, una senese. di questi campionati assoluti che prevedono la conclusione domenica con la disputa dell'ultima categoria, quella in 2 percorsi. Spazio comunque anche al dressage con i campionati italiani seniores, juniores, young riders, al completo con gli europei mondiali young riders, all'endurance con il campionato europeo open. Naturalmente questa è una manifestazione che deve assaggiare il polso, tastare il polso all'ambiente equestre italiano, perché lo ricordiamo, fra un anno è sempre più probabile che Roma possa ospitare la terza edizione dei World Equestrian Games. Fra l'altro un'incombenza che la nostra federazione ha accettato, avendo a disposizione meno tempo del dovuto, perché si viene dal rifiuto di Dublino. Gli irlandesi non ce l'hanno fatta organizzare e dunque una scialuppa di salvataggio arriva dalla nostra federazione, anche se non sarà facile organizzare una kermesse equestre di tale livello. Errore anche sull'ultimo ostacolo per Stefano Brecciaroli e How Lonely, 19,88 il primo giorno, 8 nel secondo, raddoppiate sono 16, dunque 43,88 il totale per Brecciaroli. Riepiloghiamo la situazione: per ora al comando Vincenzo Chimirri con Kiwi, doppio 0, ancora fermo a quota 0 Chimirri, poi Oleg Missikov 9,92, e la sua posizione non può essere insidiata neppure da Dario Minutoli, che ha 10,01, i due comunque per ora molto vicini. Dopo Brecciaroli tocca a Pier Giorgio Bucci in terza posizione dopo la prima giornata su Matinée della Civita, 8,21 dopo la categoria di caccia, un errore agli ostacoli, 4 penalità nella prima manche di questa categoria. Sono 3 i weekend, i fine settimana consecutivi per questa quinta edizione di Vivi il Vivaro, attesi 450 cavalli in questo impianto che, vi ricordo, occupa un'area di 139 ettari. Siamo fra
Rocca di Papa e Rocca Priora, un impianto acquistato dal CONI alla vigilia delle Olimpiadi romane del 60, un impianto che ha ospitato le prove di completo in quella circostanza. Intanto le telecamere del regista Roberto Gambuti, le telecamere dell'esterna 1 di Roma, hanno offerto un bel passaggio di Pier Giorgio Bucci, che si sta comportando molto bene in sella matinée della Civita. Si sta giocando probabilmente una medaglia, anche se dovrà dare il meglio di se stesso domani mattina in occasione della terza prova che assegnerà le medaglie anche in questo Criterium Seniores. Attendiamo il totale anche per Giorgio Bucci, sono 0 le penalità in questa seconda manche, un totale di 12 e 21. Ottimo, Bucci 12 e 21. Dopo la prova di ieri, la prima prova di questo criterio. Dunque è sempre davanti a Marcello Carraro, che ha 23 e 83 e ha peggiorato la sua classifica. E però potrebbe essere scavalcato da Dario Minutoli in caso di percorso netto. Non anticipiamo comunque i tempi, cominciano a fioccare anche i percorsi netti. Ciò significa che lo chef de piste Giuliano Vezzani non ha voluto calcare troppo la mano. In campo Marco Sassara su The Marvelous of Universe, 36-87 dopo la categoria di caccia, 8 penalità, 2 errori agli ostacoli nella prima manche odierna. Ora la temperatura è certamente piacevole, ideale per una gara di salto ostacoli e comunque per un'espressione agonistica. Nei giorni scorsi c'era stato un gran caldo, poi nel pomeriggio ancora temperatura elevata, però mitigata da un venticello piacevole, e adesso fa quasi fresco. Alla Riviera, superata in grande slancio, si va ad affrontare il bambù con piegata a mano sinistra, un largo rustico che immette a uno dei momenti più selettivi del percorso, la doppia gabbia. Bene anche qui, ultimo ostacolo, il numero 12, e c'è errore, c'è un errore, un po' di disappunto da parte di Marco Sassara, 4 penalità, 48 e 87 il suo totale dopo le prime 2 giornate di gara. E ora Giovanni Frigerio in sella a Unico De Re, 22-16 dopo la categoria di caccia, 8 penalità nel giro precedente. Giovanni Frigerio è nato nel 64 in provincia di Como. Unico De Re è un cavallo di origine francese di 11 anni dal Mantello Baio. Non ha un fisico massiccio, però è dotato di una discreta elevazione. Si tratta di un puro sangue. Dopo Frigerio vedremo all'opera Gianluca Palmizzi, Dario Minutoli, Susanna Violanti, dopodiché la categoria si concluderà. Intanto sono già 4 le penalità per Unico De Re. Bottino sfortunatamente raddoppiato, bene comunque alla Riviera. Vivi il Vivaro, uno slogan che accompagna un appuntamento
ormai prestigioso del calendario equestre italiano. Può essere, intanto ci sono problemi per Unico De Re e Giovanni Frigerio. Vi dicevo, una manifestazione che può essere considerata una piccola Olimpiade equestre, almeno per l'ampiezza delle discipline ospitate, non certo per quanto riguarda il livello. Quattro discipline rappresentate: salto ostacoli, dressage completo, endurance. Ha ripreso comunque la sua rotta di crociera Giovanni Frigerio con Unico De Re. Dovrebbe aver peggiorato certamente, anzi rispetto al primo giro comincia ad accumularsi anche un po' di stanchezza. Attendiamo il totale anche per Frigerio, mentre è già in campo Gianluca Palmizzi in sella a Kenny del Maltempo. Nel totale dei due percorsi, infatti sono 13 e un quarto le penalità nel secondo percorso, 2 e un quarto per il Il totale è 43 e 41 per Frigerio Unico De Re, non si inserisce nelle posizioni d'avanguardia. Questa è la situazione per Gianluca Palmizzi, 31,91 ieri nella categoria a tempo di caccia, 4 penalità nel primo giro. In sella a Kenny del Maltempo. Origine belga, 10 anni, mantello Sauro. Palmizzi è un cavaliere di già rodata esperienza, è nato nel 63 a Forlì. Monta questo cavallo da 2 anni e non è ancora tagliato del tutto fuori dalla lotta per le prime posizioni, anche se evidentemente si è trovato a mal partito nella categoria di caccia. Vediamo ancora un passaggio di Gianluca Palmizzi e Kenny del Maltempo. Sono 12 le penalità nella seconda manche, 47 e 91 il totale dopo le prime 2 giornate. Ed ora Dario Minutoli in sella a Boldor. Intanto possiamo anche riepilogare quella che è la classifica provvisoria dopo 2 giornate, classifica relativa agli assoluti che costituiscono l'evento clou di questa manifestazione. Al comando Emilio Puricelli, San Patrignano Babushka con 9,83, in seconda posizione Natale Chiaudani, Rengol de Luin 14,09, in terza Filippo Rizzi, Easy Jumper 20,34, in quarta Francesco Bussu, Susi 2 21,41, una lotta ancora incerta dunque per le medaglie. In quinta posizione Valerio Sozzi su Sandolan 25,21, poi in sesta, a sorpresa ma non troppo, Paolo Zuvadelli su Monto 25,82, e proprio a una manciata di centesimi 25,88 Gianluca Ugori con Diamond Melody. In ottava posizione Lorenzo Toscano con Savi Transport Latakia, che era stato il leader dopo la prima giornata. In nona posizione Duccio Bartalucci con Too Hot to Handle 29,95, e in decima Omar Bonomelli 32,03 con Sunderland. Le medaglie verranno assegnate domenica con la disputa della categoria a 2 percorsi. Intanto seguiamo il tracciato di Dario Minutoli su Boldor,
Minutoli 6,01 dopo la categoria di caccia, 4 penalità nella prima manche, dunque cerca un inserimento nelle zone alte della classifica. Percorso netto per lui, 10,01 il totale, rimane a 10,01, è in terza posizione alle spalle di Chimirri e Missikov. Dunque Vincenzo Chimirri, Oleg Missikov, Dario Minutoli, poi troviamo Pier Giorgio Bucci ed ora Susanna Violanti in sella ad Artico. Si è comportata molto bene nella prima manche, un solo errore agli ostacoli, però si porta appresso un fardello pesante, 58,78 dopo la categoria di caccia. Susanna Violanti è nata nel 64, è fiorentina, Montartico, un cavallo relativamente giovane, solo 8 anni. E sarà una bella lotta anche in questo Criterium Seniores, perché abbiamo un Chimirri scatenato ancora a 0, Missikov 9,92, dunque 2 errori e un'infrazione di tempo di vantaggio, ma Minutoli, Bucci, Carraro sono tutti vicinissimi, quindi per l'assegnazione dei posti di rincalzo è ancora una lotta molto aperta e naturalmente Chimirri dovrà confermare il suo ottimo momento domani mattina in sella a Kiwi nella categoria a 2 percorsi, mentre oggi i binomi affrontano per 2 volte lo stesso tracciato, domani si troveranno di fronte Sono 3 gli errori per a percorsi diversi. penalità, totale dei 2 percorsi 16. Abbiamo il totale anche per Susanna Violanti, 12, 3 errori agli ostacoli, 16 in giornata, 70 e 78 il suo totale. Siamo dunque in chiusura di collegamento, vi ricordo ancora le prime 3 posizioni di questo Criterium Seniores, novità di quest'anno ai Pratoni del Vivaro. In testa con 0 penalità Vincenzo Chimirri in sella a Kiwi, seconda posizione Oleg Missikov 9,92 con Romanian Timonier, in terza Dario Minutoli con Boldor 10,01. A ridosso troviamo poi Pier Giorgio Bucci con Matinee della Civita con 12,21. Bene, amici all'ascolto, che avete avuto la pazienza di seguirci fino a quest'ora piuttosto tarda, l'appuntamento è per questa mattina ormai. Per chi vorrà venire ai Pratoni del Vivaro, noi vi proporremo una sintesi della terza prova del Criterium Seniores nel corso del pomeriggio sportivo di Rai 3. È tutto dai Pratoni del Vivaro, ringrazio l'Esterna 1 di Roma, il regista Roberto Gambuti e